Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, Info Friuli TV, linea diretta, edizione della sera. Vedete già con me a fianco il sindaco di Rivignano Teor, l'avvocato Mario Anzi. Innanzitutto buonasera avvocato e grazie per la partecipazione. Buonasera Omar, grazie a te per l'invito a partecipare. Senta, allora signor sindaco, i tempi sono un po' particolari, no? E allora la domanda nasce spontanea. Questo 2020 per Rivignano Teor che anno è stato alla fine? Come per tutti gli altri territori, non solo del Friuli, ma d'Italia e direi dell'intero nostro pianeta, è stato un anno molto particolare, un anno difficile, un anno per certi versi da dimenticare, un anno in cui però abbiamo riscoperto, noi friulani siamo esperti perché abbiamo passato un terremoto e siamo stati in grado di ricostruirlo in maniera egregia, quindi abbiamo riscoperto lo spirito di comunità, che è quello di cui abbiamo bisogno per pensare un domani a una reale ricostruzione. E quindi dobbiamo di nuovo rimboccarci le maniche, sperando che qualcuno la smetta di ostacolarci e iniziare a lavorare per ricostruire. Lei è amministratore di una piccola, tra parentesi, realtà molto importante, ubicata nel Medio Friuli, a cavallo un po' tra un capoluogo come Codroipo e soprattutto la Tisana verso il mare. Però insomma è una comunità, la sua, dove c'è tanto fervore, no? Nel senso che 365 giorni l'anno, o anche 366, visto che quest'anno abbiamo l'anno bisesto, sempre attiva, no? 024. Certo, come avviene praticamente dappertutto in Friuli, c'è voglia di stare assieme, di organizzare eventi. Il friulano passa le ferie a organizzare la sagra del paese o comunque l'attività per cui si impegna nel volontariato. E quindi quest'anno in cui tanti eventi non si sono potuti tenere, tante manifestazioni in cui si stava vicini, si stava assieme, sono saltate. È stato un anno difficile per noi anche per questo, sia da un punto di vista economico ma anche della socialità, ed è un anno che vogliamo dimenticare perché abbiamo bisogno di poter, come si diceva prima, ripartire. E così anche il nostro comune, Rivignano Teor, che è ricco, come dicevi, di tantissime iniziative, manifestazioni, eventi che il comune piuttosto che tantissime associazioni portano avanti. Quest'anno, a partire dall'antica millenaria Fiera dei Santi, abbiamo dovuto dare un fermo. Insomma un forfait, però già in prospettiva 2021, sempre che non succeda, come si dice, come ha sottolineato lei, insomma, non ci siano bastoni fra le ruote. Ecco, questa pandemia, signor sindaco, vissuta in doppia veste, no? Da una parte come persona fisica, ma anche come primo cittadino, che ogni volta, ogni giorno, insomma, doveva e dovrà comunque comunicare alla propria popolazione quelle che sono le novità. Perché è vero che la nostra è una regione autonoma e in teoria ha un ampio margine di respiro, ma è anche vero che se dal governo centrale viene imposto delle direttive ben precise, non è che non possiamo obbedire e fare di testa nostra. Certo, questo infatti quello che io trovo sbagliato, la mia modesta opinione può non essere a sua volta corretta, però quello che io trovo sbagliato è che non si abbia una direzione coerente verso cui guidare questo paese.
perché troppo spesso abbiamo dovuto assistere a dei controlli nei compagni e quindi quello che era stato deciso è stato completamente stravolto e pare come che non ci sia una linea, cioè si dovrebbe decidere se seguire, come hanno fatto altri paesi peraltro, una linea dura ovvero una linea aperturista. Invece continui cambi di orientamento, a mio modesto avviso, non fanno altro che peggiorare i numeri della pandemia e contemporaneamente devastare un sistema economico che è provato già da questi mesi devastanti. Quindi quello che io confido è che finalmente qualcuno capisca che deve avere un'idea di quello che deve fare e deve perseguirla. Non è possibile che ci dicano che bisogna col cashback andare a spendere nei negozi sotto casa e poi il giorno dopo si insultano i cittadini che sono scesi sulle strade per andare a fare quello che il governo aveva detto di fare. E quindi insomma bisogna che in effetti ci sia una linea. Si continua a accusare i cittadini di comportamenti che peraltro sono legittimi, allora evidentemente quello che è sbagliato è la norma che consente dei comportamenti che non sono corretti o che vieta comportamenti corretti. Senta, le domande quotidiane da parte dei suoi cittadini, nel senso, signor Sindaco, che novità ci dice, che aria tira? Lei che ha i contatti diretti, no? Nella stanza dei bottoni, lei non è come negli Stati Uniti col presidente che ha il telefono rosso pronto a intervenire, però oggi come oggi, insomma, grazie anche ai social, si ha l'immediatezza, no? Di quello che può accadere secondo per secondo. Sì, diciamo, riceviamo ogni giorno tantissime richieste di conforto o di chiarimento da parte dei cittadini ed è per noi un piacere, oltre che un dovere, quello di cercare di dare delle risposte. Spesso noto proprio uno sconforto nel non comprendere qual è l'applicazione delle regole. Cioè lo stesso cittadino non riesce a capire cosa si può fare e cosa non si può fare. E soprattutto quello che oggi si può fare magari domani mattina non si può più e domani sera di nuovo si può. E invece a noi insegnavano, ancora quando si studiava diritto, che la regola deve essere facilmente comprensibile da chiunque, di modo che rispettare la regola sia un comportamento normale. Qua chi anche volesse rispettare le regole si trova in grande difficoltà. Questa è una cosa importante. Senta, comunque avevamo detto insomma che il comune di Rivignano Teon non è rimasto fermo in questo 2020, ci sono delle iniziative, dei progetti che comunque sono andati avanti, no, signor Sindaco? Ma certo, noi avevamo le ultime elezioni comunali, io sono stato eletto per l'ultima volta sindaco nella primavera dello scorso anno, nel 2019, quindi da un anno e mezzo circa che questa amministrazione si è insediata. Avevamo un programma amministrativo e lo stiamo portando avanti, nonostante il blocco che c'è stato in questi ultimi 10 mesi, tuttavia siamo abbastanza avanti, abbiamo dei progetti molto importanti, per esempio di riqualificazione delle aree centrali dei nostri paesi, a Rivignano, a Teor, ma anche nelle frazioni, penso a Campomolle, stiamo pensando degli spazi di socialità e di servizio e anche spazi che possono essere a disposizione di tutti. Questa è la sfida che vale per tutti i nostri piccoli comuni e vale per tutto il Friuli nei confronti delle grandi città metropolitane, pensiamo a Milano, che fino a pochi mesi fa sembravano imbattibili quanto a opportunità di lavoro e di servizio e che ora invece sono in difficoltà proprio a causa di questa pandemia e quindi c'è una possibilità di riscossa per il Friuli e per tutti i tanti comuni, per tanti municipi, per i tanti campanili di cui il nostro bel Friuli è fatto. Dobbiamo saper sfruttare questa opportunità per la riscossa, per il rilancio del Friuli e va impostato adesso una concezione di vita che potrà essere realizzata nei prossimi anni, nei prossimi lustri, nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo essere pronti. Noi siamo partiti, le piazze, abbiamo investimenti da milioni di euro, in parte contributi che abbiamo ottenuto dalla regione, in parte soldi nostri, perché il comune di Rivignano Teor, per fortuna, ha una buona situazione finanziaria e economica, per cui abbiamo diversi soldi e questi li vogliamo investire proprio adesso, immaginando come sarà la vita domani.
Bisogna essere lungimiranti, come lei ha sottolineato, perché io ho fatto un po' una sintesi, ma oggi come oggi, lei, se uno viene da lei e le chiede, Anzil, io vorrei fare il sindaco del comune X, lei consiglia a un giovane anche non preparato, che però ha voglia, dinamicità di prendere in mano magari una situazione di un'amministrazione comunale e rischiando di fare anche degli errori, chiaramente, perché nessuno nasce imparato, no? Come si dice, e chi non lavora non sbaglia mai. Però oggi come oggi, ecco, gestire un comune, piccolo, medio, grande, insomma, alla fine i problemi, indifferentemente nel suo comune, gli stessi problemi si possono rilevare sia in una città grande, metropolitana, che in un comune più piccolo. Insomma, oggi come oggi, questa vocazione di fare il sindaco, secondo lei è consigliata a un giovane? Ah, assolutamente sì. Noi, come dicevi Omar, siamo in prima linea con tutte le caratteristiche di chi sta in prima linea. Io ho fatto l'ufficiale di complemento, ho comandato un plotone, anche una compagnia, e quindi peraltro dei carabinieri in reparti spesso impegnati in missioni all'estero, per cui so cosa vuol dire essere in prima linea, e facendo l'amministratore di un comune, piccolo o medio che sia, si è davvero in prima linea. Però questo è il fascino di fare le cose, e quindi mi sentirei di consigliare a un giovane a mettersi in gioco per la propria comunità. Credo che soddisfazioni, difficoltà certamente, ma anche soddisfazioni come fare il sindaco di una comunità difficilmente in altri contesti li si possano trovare. Quindi è un'esperienza che assolutamente va fatta. Poi, per farla bene, ci vuole impegno, ci vuole passione civica, ma ci vogliono anche conoscenze, e per quelle bisogna studiare, bisogna informarsi, come dicevi, nessuno lo sa fare dal primo giorno, bisogna avere pazienza, umiltà. Tutti commettono degli errori, anche noi ovviamente ne abbiamo commessi moltissimi, e mi piace anche riconoscerlo quando qualche cittadino me lo fa notare, lo trovo molto formativo, e io peraltro sono volentieri a disposizione di qualsiasi giovane o meno giovane che volesse mettersi in gioco per amministrare il proprio comune, qualsiasi sia il suo orientamento politico. Siccome ormai ho accumulato un po' di anni di esperienza da sindaco, sono volentieri a disposizione per dare non per insegnare, che non mi sento maestro, ma per dare qualche consiglio frutto, insomma, di ormai più di un decennio di amministratore, prima di Rivignano, poi a seguito della fusione di Rivignano Teori. Senta, il suo comune, abbiamo detto in apertura, si trova a metà strada, no? Tra Codroipo e Latisana. Voi, oltre alle attività produttive, siete una caratteristica zona contadina, no? Classica del Friuli rurale, ma nel contesto anche turistica, perché grazie al fiume Stella avete questa possibilità, insomma, di utilizzare il corso d'acqua per scoprire, no? Varie realtà ubicate all'interno del territorio di sua competenza. Faccio un esempio: Villa Otelio ad Aris di Rivignano. Sì, Villa Otelio ad Aris di Rivignano, che è dimora di Giulietta. Infatti Luigi D'Apporto, quando scrive la novella Giulietta, si riferisce alle sue vicende vissute con Lucina Savorgnan, che viveva ad Aris, e poi questa novella che chiama Giulietta perché così si chiamava la sorella di Lucina, e per evitare allora uno scandalo, come è noto, arriva in mano a Shakespeare e si trasforma nel mito. E quindi Villa Otelio Savorgnan è un luogo incantato, circondato da acqua, si specchia rossa in un'ansa straordinaria del fiume Stella, circondata da paludi, boschi alluvionali, sabbie mobili, con piante carnivore, un posto che merita essere visto. Ed è oggi, tra l'altro, l'ultimo giorno per poterla votare come luogo del cuore del FAI. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, indicia ogni anno un concorso per indicare un proprio luogo del cuore. Basta andare sul sito e votare, si può farlo, è una cosa da fare assolutamente. Siamo i primi con Villa Otelio Savorgnan del Nord-Est. Senta, lei, signor Sindaco, è stato anche uno dei capostipiti, in un certo senso, di una battaglia di identità culturale territoriale, con il progetto della grande provincia del Friuli. All'epoca c'erano le UTI che andavano a sopprimere le province, adesso la regione ha cambiato colore, però mi permetta di dire, cambia la minestra, ma il sapore più o meno rimane quello, no? Beh, qualche notizia positiva c'è, perché fra 15 giorni, con la fine di questo
anno 2020 scompariranno per sempre nella memoria e non ne sentiremo la mancanza queste UTI, queste 18 inutili e costose mini province che la Giunta, quando c'era governata dalla Serracchiani, ha imposto ai comuni, costringendoli ad aderire. Il comune di Riviano Tor non ha mai aderito perché ha una operazione di violenza nei confronti del Friuli, non ci siamo mai piegati. Quindi il fatto che fra pochi giorni scompaia questa brutta pagina nella storia del Friuli sicuramente è una notizia positiva. Questo naturalmente non basta. Per la nostra terra, per il nostro Friuli c'è ancora molto da fare e per quanto possibile, finché le forze e le energie ci sosterranno, noi siamo sempre a impegnarci per il Friuli. Avevamo come questa idea di ispirarci al modello del Trentino Alto Adige, che poi era il modello ideato dal nostro concittadino onorevole avvocato Tiziano Tessitori, delle due province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste. Riteniamo che sia un'idea sempre attuale e valida. Non è tra l'altro l'unico modo in cui si può lavorare per la riscossa del Friuli. È importante avere una visione per il futuro. Prima abbiamo parlato della sfida nei confronti delle aree metropolitane di Milano in particolare, capire quali sono i punti deboli, quali possono essere i punti di forza della nostra terra e immaginare a come poter sfruttare, perché abbiamo anche grandi, straordinari punti di forza, perché il Friuli è un piccolo compendio dell'universo che va dal mare alla montagna, è un'area incantata dove la natura è ancora padrona e questi possono essere punti di forza per il futuro, perché vivere in un posto dove sia bello vivere è comunque un lusso che pochi si potranno permettere. Noi friulani potremmo vantare questo lusso, dobbiamo lavorare perché questa sia un'opportunità e non un freno. Possiamo dire un secondo rilancio post Orcolat, no? In un certo senso. Però mi permetta, signor Sindaco, qualcuno già vede una sorta di nuovo poltronificio, nel senso che da una parte avete cancellato le UTI perché erano 18 mini province e si dava il contentino a qualcuno, dall'altra però si crea un nuovo organo intermedio tra la regione e i comuni, però qualcuno dice vabbè, è chiaro, è cambiata la minestra, però il sapore è sempre quello, nel senso che comunque qualcuno devo ficcare dentro perché è una cambiale in bianco che devo pagare. Da giornalista lo dico. No, non lo so, nel senso, spero che la passione civica di amministrare il proprio territorio sia qualcosa di diverso dall'imbucarsi. Purtroppo non possiamo negare che spesso in passato in Italia e anche da noi abbiamo visto molti che nella propria professione sono dei mediocri, trovare un'occupazione e una soddisfazione anche economica occupandosi degli altri. Chi non è capace di occuparsi del proprio va a occuparsi di quello degli altri. Purtroppo questo è sempre stato e sta a noi cittadini, a tutti i cittadini, nel momento in cui sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti, fare molta attenzione e cercare per una volta, per il bene della propria terra, di non scegliere in base a interessi contingenti del momento, ma scegliere in base alla capacità e alla fiducia che si ha nei confronti delle persone che si votano, perché possano essere degli amministratori buoni, appassionati e non degli imbucati come invece in passato sempre è stato. Perché se chi guida la macchina è un incapace, difficilmente questa macchina potrà essere guidata bene. Certo. Senta, signor Sindaco, poi la lascio perché lei ha anche un'altra diretta da fare sul canale Telegram e di Facebook del suo comune, perché lei è uno anche social e comunica direttamente e indirettamente con i suoi cittadini. Giusto, le sue parole io mi auguro che siano applicate alla lettera, perché la politica deve dimostrare che non è un luogo solo per salvare il cosiddetto a qualcuno che nella vita non ha avuto fortuna, oppure fare i soliti piaceri per i piaceri. Ci auguriamo che virtualmente chi governa e che vede effettivamente che queste persone non sono capaci di fare il proprio lavoro, non dico a calci del sedere cacciati fuori dalle istituzioni, ma almeno abbiano il coraggio, insomma, di dimostrare di avere due affari in mezzo alle gambe
per dire finalmente si fa politica e soprattutto, tornando alla domanda di prima, si invoglia magari i giovani a prendere in mano le redini, perché prima o dopo il cambiamento ci deve essere, e non si deve continuare sulla solita strada degli eredi al trono pronti a intervenire. No? È chiaro, i giovani appunto animati da quella che io chiamo passione civica, cioè voglia di fare qualcosa per la propria comunità, devono avere il coraggio di farlo e devono sapere che dalla loro condotta può derivare veramente un destino differente per la terra in cui vivono. Bisogna amare la terra in cui siamo nati, in cui viviamo, e bisogna per questo cercare di fare il massimo che si può fare. Alle volte il massimo è anche fare un passo indietro e lasciare chi è più capace a guidare la macchina. È chiaro che purtroppo queste virtù, questi valori sono sempre più rari, ma da noi, almeno in Friuli, dobbiamo guardare al passato, a quello che i nostri padri e i nostri nonni sono stati capaci di fare in un periodo storico, rimboccarsi le maniche, lavorare, e i risultati in questo caso sicuramente verranno. Io ringrazio Mario Anzil per la partecipazione, speriamo, signor Sindaco, di avere l'occasione di vederci prima delle feste ufficiali di Natale, così che per passare un attimo insieme un pomeriggio e scambiarci gli auguri direttamente. Scambiarci gli auguri anche nelle osterie, seguendo le tradizioni friulane. Anche perché lei mi ha detto, insomma, che io in un certo senso sono un po' un cittadino onorario del suo comune e devo rispettare questa tradizione, no? In un certo senso. Tante sere, tante notti le abbiamo passate qui nelle osterie del territorio e speriamo di rivederci e passare altre sere, certo, con tanti personaggi leggendari che abbiamo incontrato in quelle serate. Alcuni... E poi va detto, mi permetta, signor Sindaco, perché sono sempre i denigratori dietro, no? Che dicono, siete sempre in giro a bere. Nelle osterie e nei locali particolari si studia e soprattutto abbiamo portato avanti dei progetti nati proprio per durante magari un buon bicchiere di vino e magari una buona fetta di salame, e abbiamo portato poi avanti delle cose molto importanti. E allora diffidate dai politici che non frequentano le osterie. Che è meglio del Mossad. Io ringrazio Mario Anzi, la lascio perché so che ha appunto anche dato impegni e speriamo insomma di vederci. Grazie ancora, saluto i nostri amici alla visione e all'ascolto e vi diamo appuntamento più tardi per Linea Notte con il riepilogo di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Mandi e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castonato Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.